Lo stallo si è sbloccato. Dopo 2 giorni di forti tensioni nella maggioranza, la Commissione Bilancio ha approvato nella notte documenti contabili che, nelle intenzioni della coalizione che sostiene Nello Musumeci, dovrebbe ottenere il via libera entro domani. I documenti sono passati a maggioranza col voto contrario delle opposizioni. Nel pomeriggio la conferenza dei capigruppo, quindi il testo sarà incardinato in aula per l'esame. Domani scade l'esercizio provvisorio. Rimane dunque accesa la speranza di approvare bilancio e finanziaria nei tempi fissati, il 31 gennaio, evitando la proroga dell'esercizio provvisorio. Una maratona che prevede anche la trattazione del collegato generale. Si tratta di una manovra che serve per coprire il disavanzo degli anni precedenti, con tagli di 245 milioni nel 2019, 243 per il 2020, 53 milioni nel 2021, per un totale di 550 milioni circa, che servirà per far fronte al disavanzo di 2,1 miliardi. Tagli previsti quest'anno riguarderebbero tra gli altri i PIP delle terme di Acireale, lese ai consorzi di bonifica, ma i fondi per le terme di Acireale, assicura l'assessorato all'economia, arriveranno dal collegato generale. Così passa una manovra che il Partito Democratico definisce di lacrime e sangue.